La cosa più importante era la persona con cui la dottoressa Carraro si interfacciava, aveva a che fare. E questo trattamento riservato a me, ai colleghi, agli amici, lei lo dedicava a ognuno dei 200.000 abitanti di questo territorio, di questa ALS ampia, come se fossero dei suoi familiari. Si affollano i ricordi e sono animati da profondo affetto. Amatissima da tutto il personale dell'azienda sanitaria, in queste ore difficili gli attestati di stima e riconoscenza sono rivolti alla dottoressa Maria Grazia Carraro, che ha saputo declinare al meglio la sua professione, anteponendo a se stessa il ben essere di tutti, capacità espresse e mai sospese nei suoi giorni più difficili. È il dottor Sandro Cinquetti, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 1, a fissare in modo autentico i tratti di Maria Grazia Carraro, con la quale ha lavorato fianco a fianco per 10 anni. La dottoressa Carraro ha passato ore in fila per ricevere personalmente un tampone, senza chiedere percorsi privilegiati. Questa era lei, un cittadino comune nei momenti in cui doveva ricevere, un direttore generale attento quando doveva dare, organizzare, fare. Instancabile e combattiva, Carraro non ha risparmiato impegno e sforzi nella fase delicata della pandemia e delle vaccinazioni anti-Covid. C'è un episodio che io non potrò mai dimenticare. Il 13 di marzo del 2021 era appena iniziata la campagna vaccinale. Avevamo chiamato ad accesso libero tutti gli anziani, i nostri nonni nati nel 38 e nel 39. Avevamo scelto il sabato perché l'ospedale era libero, si poteva parcheggiare, arrivare. Avevamo 4 drive-in attivi sul territorio. Lei era già qui, fin dal mattino presto, che incoraggiava, sosteneva, finché siamo arrivati a spostare le panchine per far sedere gli anziani uno per uno. E ricordo che lei non si lamentava delle panchine per me molto pesanti. Le panchine del parco ospedaliero di Belluno sono molto pesanti. A metà giornata se n'era andata e io ero sicuro che fosse rientrata a casa per tirare il fiato. Ho saputo poi che era andata a Feltre per ripetere le stesse cose con i ragazzi che lavoravano là. Lei era così, si dedicava ad ogni suo operatore come se si trattasse di suo figlio.